dia a tutto PCTV, oggi è dia 13, dia di martesi, su mese di abraglio, 2026. Abbiamo tornato dai nostri di PCTV, via al femmine numero 11, dai Saida dei Vizi, dai Sa Barbaggia dei Vizi e dai Sa Sardegna a tutto il mondo. Bene, cominciamo diretto. Può dare una cartella, commenta sempre a Sadie, poi commenta si presenta, intanto si parla problema di audio o di video, ma segnalatemi lo so. Bene, Saida si presenta di voi, oggi si presenta, ecco chi su che lo popolato, tutto popolato, quando non è uleda, però leppia, chi è Cuzzanne, Saida, ma comunque più o meno si deve come ecco, questo è un campo un po' popolare con bambina scacchi cantello dei piaitino come te le si vedenne ma sinché l'este piano piano cucuzzanne e dimo se te non ha su Saravalle lo Saravallo io non narata chi resta sta copulato o tutto di viene salvato la salvato invece non mostra tappa pispisata è una mulinetta leppia, insomma, 11 gradi temperatura massima, 7 gradi la minima, grassa, mercoledì, invece ha un rabametta, la S7 a S8 e poi resta mudinanne verso la stresi spalazzata, però dopo verso la 6 torna a presentare Abba, insomma, non è torna di Abba 9 gradi, temperatura massima 6 gradi, temperatura minima. Sul Flores comunque se ne sono abbizzato, se sono già, ma almeno se ne sono già abbizzate, sono già o carnevrore, come si vede, questo boccato Eliesi, la boccato questo vrore, e già però in qualche loco, ma non ha nato chi già avrorita, almeno una pizza diretta del suo tempo. Bene, andiamo denante schinate la scorsa. Ecco qua, ah no, questo lo vediamo dopo, e che noi chiamo sa su Carrasacare, insomma, Comune di Bitta, assessorato al turismo, Carnevale 2026. Si comunica che sabato 14 febbraio 2026 alle ore 14 con partenza da piazza San Giovanni Evangelista, piazza Coconeddu è prevista la sfilata di Carnevale con la partecipazione di gruppi in maschera, carri allegorici e gli alunni degli istituti scolastici locali. La sfilata proseguirà lungo le vie del paese e si concluderà in piazza Sproni con balli in maschera, animazione, musica e cena per tutti i partecipanti. I moduli di adesione alla sfilata sono scaricabili nel sito del Comune di Bitti https comune.bitti.nu.it e dovranno essere trasmessi entro la data del 05 febbraio 2026 all'email polizia locale comunebitti.nu.it. Il regolamento di partecipazione sarà pubblicato nel sito del Comune. In data 17 febbraio 2026 in piazza Sproni a partire dalle ore 15 si festeggerà martedì grasso con pentolaccia, attività di animazione e un busone per tutti. Per la buona riuscita della manifestazione si invitano i cittadini a partecipare. L'assessore al turismo Cristian Farina. Perfetto, bisogna entrare in Carrasecare alle maschera sconnotta. Bene, toccamento, elezione comitato nuovo de San Nosata. In adesso vinti de Freaglio, tocca de presentare, ma volevo direttamente sul comunicato, avviso pubblico, essendo giunto alla scadenza il mandato del comitato del Santuario Santissima Annunziata, il parroco per procedere alla preparazione delle liste dei candidati per le elezioni relative al triennio 2026-2028 che si svolgeranno domenica 22 febbraio 2026, chiede agli appartenenti alla comunità parrocchiale interessati a candidarsi a far parte del comitato di dare la propria adesione presso la casa parrocchiale al parroco Don Totò Nicossu, improrogabile entro
con la data del 20 febbraio 2026, quindi chi si carica andare sanno stata su comitate sanno stata numero da innantisi borsa di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado anno scolastico 2025-2026. Los interessati insomma nella comune a dimandare come tesia che insomma questo è scritto fuori no che l'ha pubblicato ma è il mezzo da dimandare in comune queste uniche facsimile dessa di mannina che tocca di altri insomma ecco qua e entriamo subito sul giornale ed è preciso la prima pagina del Unione Sarda. Aerei, la continuità spezzatino, novità in vigore dal 29 marzo, messi in vendita da ieri i primi biglietti. Danni di Erri, i soldi entro pochi giorni. Cagliari, stretta sulla sicurezza, controlli a tappeto nei locali. Poi sempre Cagliari Sport, calcio, il mercato si è chiuso con 2 cessioni. Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo, cioè quindi Luperto e Luvumbo non fa che un po' parte adesso Castellum. L'emergenza del sistema, questo è l'articolo del fondo di Giovanni Maria Chessa, le immagini che arrivano da Niscemi insieme a quelle del ciclone Erri che ha investito Sicilia e Sardegna non sono l'ennesima cronaca di eventi meteorologici estremi, cioè su senso che viene potata l'impotenza dell'uomo davanti alla furia dell'acqua che precipita a valle e la rappresentazione plastica di un fallimento pubblico che dipende prima di tutto da responsabilità individuali. Vabbè, individuali e collettive. Nuova Sardegna, Aeritalia si prende tutto, continuità, assegnate le rotte Cagliari-Milano e Alghero-Roma, ma la compagnia coprirà anche le altre tratte senza compensazione. Condanna, Grillo Junior, sentenza impugnata. Tajani, subito 300 milioni per le imprese dell'isola. E poi, oh yes, vado a vivere in Sardegna. In 20 anni sempre più stranieri scelgono di vivere nell'isola. Sono passati a 11.000 da 11.000 a 50.000. Allora in stranzo chi sono viventi in Sardegna. Bene, andiamo da innanzi, eccolamo a pagine che riguardano la provincia di Nuvola, assemblea plenaria sulla sanità, confronto stamattina in provincia, confronto sullo stato dei servizi sanitari. È servito a questo l'incontro convocato nei giorni scorsi in provincia con l'ufficio di presidenza della conferenza sociosanitaria, il direttore generale SL di Nuvola Francesco Trotta e i vertici dell'area Areus. Un confronto in vista dell'assemblea plenaria di stamattina ore 9:45 che rappresenterà un momento centrale di discussione e indirizzo sulle principali criticità e prospettive del sistema sanitario nel territorio provinciale. All'assemblea plenaria parteciperà anche il presidente della regione Sardegna Alessandro Torbe, attualmente assessore regionale alla sanità. Quello dell'altro ieri è stato il primo incontro ufficiale con il nuovo manager della ASL, occasione utile per avviare un dialogo diretto, concreto e improntato alla collaborazione. Nel corso della riunione è emersa la volontà comune di inaugurare un nuovo metodo di lavoro basato su confronto costante, condivisione delle informazioni e assunzione di responsabilità tra istituzioni, aziende sanitarie e strutture operative. L'obiettivo, sottolinea il presidente della provincia e della conferenza sociosanitaria della Piccicolini, è arrivare all'assemblea plenaria con un quadro chiaro delle priorità e con la volontà di rappresentare in modo unitario i bisogni dei nostri territori. La sanità nel Nuorese ha necessità di risposte serie,
programmazione e continuità, e questo può avvenire solo attraverso un lavoro coordinato tra tutti i soggetti coinvolti. L'incontro segna quindi l'avvio di un percorso per rafforzare il ruolo della conferenza sociosanitaria. Ma chi si è gai e vabbè, stiamo a vedere numero in piazza per la scuola l'assessore comunale della pubblica istruzione Domenico Cabula, disconnuto da essa borsa da Equilate Espresso, da Sinistra Futura, invito istituzioni, studenti ed insegnanti ad una mobilitazione generale. Ma lavori a Banoa, chiudono 9 istituti. Domani stop all'attività didattica nei plessi serviti dal serbatoio di Murrone. Vabbè, stiamo sempre andando che tocca di acconzare la scondotta, la cano la acconzano, tocca di hackere. Bene, andiamo da innanzi il galo. Assalto ad un bancomat, un indagato però in Orosei, ustionato, finisce al pronto soccorso, sospetti su un giovane di 21 anni. Comunali in gioco Maralapia il chi dell'Este, la muziere di Pulloni, Emanuele, appoggiata alla campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale, in programma la prossima primavera nuovi i primi passi. Da una parte c'è l'attuale schieramento che fa capo al sindaco uscente Salvatore Ruglio, il quale ha già fatto sapere di non voler ricandidarsi, ma sosterrà evidentemente il nuovo candidato sindaco. Sul fronte opposto però si parla con insistenza della nascita di nuovi laboratori politici per un'alternativa di governo. Per ora i nomi dei possibili capolista restano coperti dal riservo. In questo contesto è l'ex deputata Mara Lapia a uscire allo scoperto. In un post pubblicato nei giorni scorsi sulla propria pagina Facebook, Lapia si è detta pronta a mettersi in gioco in prima persona, purché ci siano persone di buona volontà pronte a discutere un programma serio. Scrive: capaci di affrontare i problemi del nostro paese per dare un forte cambiamento per la crescita e lo sviluppo economico. Vabbè, è sempre gai la cosa. Cellulari, torna il segnale dopo 10 giorni, praticamente saltano le fornini vecchie diese che le rete cioè cellulare e pure internet, insomma, a cui si è collegata chi so cellulare. Bene, andiamo da innanzi, facciamo de attero, de preciso, in occasione de Einstein Telescope, prime assunzioni. In effetti era pubblicato sulla pagina del PCTV, l'assemblea che hanno fatto, che mi potevano pure invitare, ma evidentemente non ritengono che sia importante PCTV, e quindi insomma, noi in un che hai non me lo lasciate, che non lo lasciamo. 6 comunicatori hanno firmato il contratto per gli infopoint di Lula e Nuoro. Einstein Telescope, prime assunzioni. Alessandro Cardini, infine, è fondamentale coinvolgere il territorio. Carlotta Lucano, Francesco Dolfi, Chiara Modoro di Nuoro, Sara Faeda di Siniscola, Giovanna Sale, Giovanna Manca di Lula. Da ieri sono i nuovi ambasciatori di un progetto di ricerca scientifica fra i più interessanti al mondo. 6 figure che dopo un periodo di preparazione che presumibilmente finirà a luglio saranno impiegati negli infopoint di Nuoro e Lula e dovranno fornire informazioni relative al territorio che ospiterà l'Einstein Telescope. Propositi: i vincitori della selezione che si è conclusa a Cagliari nella sede del consorzio interuniversitario per l'Università Telematica in Sardegna
sono stati invitati all'incontro per la firma dei contratti nella sala consiliare del comune di Lula alla presenza del sindaco Mario Calia. Narami tu, boh, non se ne occano, io no, hai pannata, ho documentato, tu quanto l'hai visto, che qualche cosa sta succedendo. Si compie un primo passo che è l'inizio, avrete un compito non indifferente, nel senso che dovrete acquisire e travasare le informazioni, fare divulgazione di quello che nel territorio si avvera. Ha detto il sindaco durante l'incontro: avete la fortuna di conoscere lo spirito della scienza con il quale far capire alla gente l'importanza di questo progetto. Per il sindaco di Nuoro, Emiliano Feno, si tratta di un momento importante per tutto il territorio. Il comune del capoluogo metterà a disposizione del progetto ET uno stabile in via Roma che ospiterà l'Infopoint. Questo progetto è talmente grande che è necessario ragionare in termini di territorio. Chi divulga, ha detto Feno, rivolto ai giovani selezionati, ha un ruolo fondamentale nel dare le giuste informazioni. Bene, va bene, hemos partin, vizi, non vittima, anche il locoro. Va bene, va bene, va bene. Andiamo da innanzi, liste d'attesa, il piano d'emergenza è da rifare, si vorranno risanitati i limiti della manovra della nuova strategia della regione, riprogrammati solo 2000 appuntamenti. Se i pazienti ricorrono alle strutture private è possibile il rimborso, ma pochi lo sanno. E dire che purtroppo in pochissimi sono informati sui rimborsi nella sanità, perché è raro che i dottori lo dicano ai pazienti, così come non si è mai vista una campagna pubblicitaria per spiegare ai cittadini quali diritti hanno nel caso in cui un appuntamento per una visita specialistica viene fissato a lunghissima scadenza, senza insomma rispettare i tempi di garanzia indicati dalla priorità della richiesta del medico curante. Ad esempio, oltre 30 giorni se differibile o 120 se programmabile, come purtroppo capita spessissimo, cioè che hanno superato oltre 30 giorni se differibile o 120 giorni se programmabile. Quando brinca questa data, questo tempo, uno può pettire, andare su privato e pettire sul rimborso. Ma tant'è, il percorso di tutela esiste. La ASL 8 di Cagliari, per prima in Sardegna e forse anche in Italia, l'ha istituito a maggio 2024. È stato annunciato e poi tenuto abbastanza sotto traccia, perché chiaramente rappresenta un altro costo rilevante per le casse pubbliche, dato che le liste d'attesa sono sempre infinite e le strategie di abbattimento funzionano poco. In 6 mesi la ASL ha liquidato 395 pratiche per un importo complessivo di 87.000 euro ed in fase di definizione ci sono altre 400 domande, un numero importante, ma immaginiamo cosa succederebbe se tutti ne usufruissero. Il percorso: all'utente che chiama al CUPU non trova un appuntamento entro i tempi, dovrebbe essere proposto una visita in regime di intramenia, senza oneri aggiuntivi oltre al pagamento del ticket se dovuto. Se i dipendenti del pubblico non avessero disponibilità, il paziente si può rivolgere a una struttura privata accreditata e puoi chiedere il rimborso dei costi sostenuti entro certi limiti. Nel caso di prestazioni erogate da personale di ASL sarà riconosciuta la tariffa regionale aumentata della percentuale media ricavata sulla base del costo medio. In caso di prenotazione tramite CUP web, l'utente dovrà stampare la ricevuta della prenotazione con la prima data utile proposta, contattare il numero dedicato
dedicato alla libera professione, 07 eccetera eccetera, e prenotare l'esame in intramedia, specificando che non ha trovato una data entro i termini fissati dal proprio medico. Entro un giorno dovrà trasmettere la stampa all'apposita mail. In caso di privato accreditato dovrà anticipare il costo della prestazione e chiedere il rimborso. Tutte le informazioni e i documenti utili si trovano sul sito dell'ASL, ma purtroppo la gente ha difficoltà sulla procedura oppure non ha idea del fatto che si possa usufruire di questa misura di protezione. E quindi, come io dopo pubblico articoli, voi lo leggete, chi pazienza e iscrivetevi chi bel vina questa possibilità. Ma qui è un schiaffo che questa possibilità. Affitti brevi solo d'estate e col tetto. Entro l'anno le nuove norme dell'UE per proteggere le aree sotto stress abitativo. In arrivo il nuovo numero massimo di notti. I timori dei proprietari. Inapplicabile il modello Firenze a città come Cagliari. Numero massimo di notti affittabili all'anno. Limitazione degli affitti brevi all'estate, obbligando chi metta sul mercato questi immobili ad ospitare studenti per il resto dell'anno. Differenziazione più chiara tra gli host professionali e chi offre questi servizi in modo non professionale per arrotondare il reddito ed evitare così le forme di concorrenza sleale con chi offre servizi di alloggio tradizionale come gli albergatori, rispettando regole più stringenti. Andiamo da innanzi. Questo articolo della sanità è bollato lì sotto, che è molto importante. L'Angelo Meloni come il sindaco Melas, cioè noi che abbiamo un portone. Allora, nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa, cioè vamos in un portale di una creia e non praticamente per saccare del suo sindaco. Ma noi ne schiamo che cosa di questo fatto? San Gavino, il cherubino con il volto di Giorgia Meloni nella chiesa di Roma. Noi siamo arrivati molto tempo prima. Riccardo Cabboni, sangavinese di 50 anni, ricorda ancora il Natale del 2003, quando la cittadina dello Zafferano fu al centro di uno scandalo del tutto simile a quello scatenato nella capitale del restauro, con il quale l'artista Bruno Valentinetti ha donato ad un angelo della Basilica di San Lorenzo in Lucina i lineamenti della Premier con un tanto di mappa d'Italia portata in volo dalle sue piccole mani. E no, che siamo andando a San Gavino. A San Gavino quella volta fu l'artista norese Pietro Longo a raffigurare sul portone in bronzo della chiesa intitolata alla patrona Santa Chiara, sotto la figura maestosa del martire che ha dato il nome al paese, l'allora sindaco Fedele Melas e l'allora parroco Don Fiorenzo Pau, entrambi scomparsi, che sono morti quando l'effigie, dopo una lunga attesa, venne svelata. Era la vigilia di Natale di 22 anni fa. Bene, però noi non siamo come tipo un anno nuovo a questa cosa. E no, che come te stai vedendo, bisogna sindaco e probano. Beh, andiamo a baitare un pacco e va successo in bici, insomma. Torniamo a un pacco secolo che sa fotografia e andiamo a vedere la creia dei Santuiogli. Allora, la creia dei Santuiogli stiamo. Ecco, questo è il supportone della creia dei Santuiogli. Come te stai vedendo, no, che abbiamo probano e poi Muzzeres e così via, è onorevole. No, che insomma, poi lui da corso la gestione videnne Pirono Respano, Giosuè e vari insomma personaggi che sono conosciuti, quindi
non siamo nuovi a questa cosa, noi sviluppamos questo tipo di vatos, insomma, che è successo a Meloni, a Susinnico del San Gavino, però in Sardegna, in Bizi, è già successo, matissimo. Bene, andiamo da innantesi, lista d'attesa, torniamo da in un beimolo, ecco qua, voglio vivere nell'isola e boom di stranieri quintuplicati in 20 anni. Sono oltre 54.000 i nuovi residenti che arrivano dall'estero, crescono le presenze da USA, Germania, Spagna e Francia. In tanti vogliono comprare casa, sale l'interesse da oltre confine. I sindaci di Alghero e Castelsardo, da noi si sta bene tutto l'anno, e questo è il vero. La Sardegna offre momento di lavoro, vacanza. Condanna Grillo Junior e amici, impugnata la sentenza, depositati i ricorsi in appello, chiesta la nullità del verdetto. Minacce ai giornalisti, oltre metà non denuncia. Dall'ordine un fondo per consulenze legali, cioè il giornalista ad esempio minacciato oppure insugliato da qualche cosa, succede insomma, ma io per esempio nato che il giornalista che erano un mestiere meritevole e hanno rispettato. Voli in continuità territoriale, Aero Italia verso il monopolio. La regione assegna 5 collegamenti su 6 alla compagnia guidata da Intrieri, ma Itta e Volotea potrebbero rientrare in gioco senza compensazioni. Cagliari, Luppetto cede alla corte di Nicola, Luvumbo al Mallorca, Zappa non si muove, quindi ne poteva perdere strese, lo Cagliari ne ha perduto solo e due. Alimentari, 7 miliardi nella spazzatura, ma gli sprechi sono in calo del 110%. La generazione Z è tra le meno attente. L'analisi, le cifre shock del report, oltre 5 milioni di tonnellate di cibo finiscono nei rifiuti. Tocca devi stare attento. Sicurezza, il governo prova la stretta, Meloni ora apre alle opposizioni. Domani Consiglio dei Ministri per le misure dopo gli scontri di Torino. Batta in occhio politica internazionale puro, Epstein, Trump, i file mi scagionano. E commenti, avete scritto che tiene una pezzettina tra i cani. Il presidente USA difende la sua posizione, io mai stato sulla sua isola di Epstein, insomma. Donald Trump passa il contrattacco, ribadisce la sua estraneità ai traffici sessuali di Jeffrey Epstein dopo la pubblicazione venerdì di oltre 3 milioni di pagine di nuovi documenti diffusi dal Dipartimento della Giustizia. Il presidente attacca su Truth Social dopo la cerimonia del Grammy, prendendo di mira il conduttore Trevor Noah. I Grammy Award sono il peggio, praticamente inguardabili. Nucleare, il dialogo USA-Iran potrebbe ripartire dalla Turchia. Gaza, riaperto il valico di Rafah, ucciso bimbo palestinese di 3 anni, in cui non va a dire che non vi muore qualche palestinese. Il valico di Rafah, principale punto di passaggio tra Gaza ed Egitto, è stato riaperto al transito dei residenti in entrambe le direzioni. Lo ha annunciato un funzionario della sicurezza israeliana, spiegando che la decisione è legata all'arrivo delle squadre della missione europea EUBAM, incaricati di assistere il controllo alla frontiera. Speriamo. L'ordine globale è defunto, subito un'Europa
federale. Questo è Draghi, l'America punta al dominio, ma se ci uniamo ci rispetta. Epstein e le sue ragazze, feste anche in Sardegna, vacanza meravigliosa. La Sardegna per Jeffrey Epstein, una meta esotica dove trascorrere le vacanze in compagnia di amici e delle immancabili ragazze. E quanto emerge dall'Epstein File, il monumentale complesso di carte, corrispondenze, chat e altro materiale, oltre 3 milioni di pagine, 180.000 fotografie, 2.000 video, solo nell'ultima tranche, reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sul finanziere accusato di pedofilia e di abusi sessuali, morto suicida in carcere nel 2019. La Sardegna è presente in molte mail inviate o ricevute dallo stesso Epstein o dalla sua assistente, mail di tipo organizzativo per prenotare voli, alberghi, ristoranti, yacht durante i soggiorni in Costa Smeralda, o messaggi dove si decantano il relax che si può godere nell'isola, oppure le sue bellezze, come quello inviato il 26 giugno 2009, un destinatario segretato, dove Epstein scrive: sono appena tornato da una meravigliosa vacanza trascorsa in un piccolo arcipelago tra Sardegna e Corsica, presumibilmente la Maddalena. Ma come detto, le vacanze in Sardegna erano anche occasione per invitare gli amici a quelle che vengono definite ragazze. Nel giugno 2018, ad esempio, l'assistente di Epstein comunicava ad una destinataria, anche in questo caso segretata: Jeffrey ha detto ok all'arrivo di voi ragazze in Sardegna, per favore fammi sapere i dettagli di quando siete pronte, non vedo l'ora di sentirvi. Entusiasmo confermato dall'oggetto della mail, Sardegna Trip, e qualche giorno dopo la stessa assistente ha avuto la conferma dell'arrivo delle GIRS delle ragazze, mandava un'altra mail con le specifiche del loro arrivo, cercando loro sistemazione in un alloggio ad affitto breve. Hai capito? Namro Dainanti, USA e Iran riprendono il dialogo, a Gaza riapre il valico di Rafah. E che in questo terminiamo ritenova de hoy, che si sigla di tancatura e nos damos appuntamento torna a casa. Buon a tutti da